Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di newsicilia.it. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. Convocato domani in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo gli spari che hanno colpito la Prorocchia, San Filippo Neri e alcune abitazioni dello Zen di Palermo. Obiettivo è pianificare gli interventi sul territorio e manifestare sostegno concreto al parroco Don Giovanni Giannalia. E rimaniamo a Palermo, dove è in corso la caccia al motociclista che è fuggito dopo aver investito una donna di 93 anni che stava attraversando la strada in via dei Cantieri. Il Centauro sarebbe fuggito senza prestare soccorso all'anziana, che adesso si trova ricoverata in gravi condizioni. Anche l'Arcidiocesi di Catania ha sottoscritto l'accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa e percorsi di reinserimento lavorativo. Così si accoglieranno i detenuti maggiorenni in attesa di giudizio. Questi potranno continuare o ricominciare a svolgere attività in società. Fronti lavici fermi e in fase di raffreddamento è la situazione al momento dell'Etna, lo comunica l'INGV Osservatorio Etneo nel bollettino odierno in merito all'attività vulcanica. È in chiusura il meteo, allerta gialla su Messina, Palermo e Catania per la giornata di domani. Continua dunque l'ondata di maltempo con piogge e soprattutto freddo. Le temperature scenderanno di diversi gradi a partire già da stasera. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani. Arrivederci.